Eccoci ragazzi, dovrebbe essere partito lo streaming. Eccoci. Intanto ditemi per favore se il video è partito e anche per favore se mi vedete e mi sentite bene. Ecco, ora avvio anche su Instagram, quindi datemi qualche momento per verificare che sia tutto a posto. Aspetto i vostri commenti per vedere se è tutto ok. Ciao Paolo, dimmi se mi senti bene, per favore. Eccoci, perfetto, grazie. Allora, aspettiamo anche ancora un attimino che si aggiunga qualcuno. Buonasera a tutti, eccoci in diretta dopo tanto tempo che non faccio una diretta, mi sono presa un po' di pausa questi mesi, ma insomma stasera ci tengo a essere qua con voi perché ho un po' di novità da condividere con voi. Ciao a tutti, ciao Paola, ciao Marco. E in particolare, come sapete, stasera parleremo di un nuovo webinar, di un nuovo corso online che inizierà giovedì prossimo, quindi giovedì 18 alle ore 21. Con l'inverno tornano i corsi online, gli ultimi li abbiamo fatti a dire il vero in primavera, ad aprile e maggio, però mi sembrava insomma il caso di farne un po' anche d'inverno, che magari le persone stanno anche di più a casa e anche noi facciamo meno attività all'aperto, anche se come sapete, almeno per chi sta in Sardegna, tutti i fine settimana noi siamo in giro, quindi vi potete unire a noi nei fine settimana. Mentre con i viaggi riprenderemo a marzo e dopo vi dirò qualcosa anche di questo. Bene, si sono aggiunte un po' di persone a noi, quindi adesso posso iniziare a illustrarvi questo nuovo corso. Chi ha seguito l'ultimo corso online che ho fatto ha visto che rispetto a quelli degli anni scorsi, che venivano fatti o qui su Facebook o su YouTube, ho cambiato formula e quindi i corsi online adesso li sto proponendo. Ciao Daniele, scusate, ogni tanto mi giro perché ho sia Instagram che Facebook e così cerco di guardare un po' in tutte e due le camere. Ecco, stavo dicendo, ho deciso di farli su Zoom, abbiamo già fatto una prima prova con il corso di aprile, anzi in realtà erano due corsi, ma erano, cioè abbiamo fatto due edizioni dello stesso corso da aprile all'inizio di giugno e sono andati molto bene i corsi su Zoom. È il secondo corso che ho fatto, ho utilizzato anche una piattaforma poi per caricare i video e anche le slide di ogni lezione, degli articoli di approfondimento, quindi diverso materiale anche per chi desiderava approfondire ulteriormente anche gli argomenti delle lezioni. Ma c'è anche un altro motivo per cui ho scelto Zoom e non ho scelto, per esempio, di registrare il corso e farlo registrato, è che è quello che vi voglio dare di più, diciamo, voglio dare più valore a questo spazio che condividiamo, quindi una cosa è registrare delle lezioni, poi metterle lì e una cosa invece è interagire con le persone. L'interazione diciamo che era buona anche dove i partecipanti potevano commentare in chat, ma
diciamo che con Zoom abbiamo un ulteriore step perché per chi vuole, poi non è obbligatorio, ci si può anche vedere in faccia e anche parlare, sentire la voce, quindi anche fare delle domande veramente interagendo. E trovo che anche se come ho scritto nella mail, non so quanti di voi l'hanno ricevuta, però per chi è iscritto alla mia newsletter, come ho detto, anche se in questi ultimi 2 anni ci siamo abituati ancora di più a usare queste stanze virtuali, incontri virtuali, eccetera, e in molti non ne possiamo più, però diciamo che se proprio dobbiamo incontrarci virtualmente, che chiaramente è un grosso vantaggio rispetto a fare le cose di persona, perché potete partecipare ovunque voi siate, questo non è una cosa da poco, perché quando facevo i corsi di persona a Cagliari, cioè, poteva venire solo chi abitava a Cagliari, per dire, neanche dalla Sardegna potevano partecipare. Chiaramente l'online ha i suoi vantaggi e questo mi sembra un buon compromesso per mantenere comunque un'interazione più profonda, conoscerci meglio e allo stesso tempo però utilizzare i vantaggi dell'online. Quindi questo è quanto. Veniamo più al sodo, scusate, adesso leggo se c'è anche qualche commento, così vi invito come sempre anche a fare delle domande. Ciao Elisabetta, grazie. Come vedete sto bene. Eccoci. Sì, rispondevo a qualche commento di qualcuno che non mi vedeva da un bel po' di tempo. Veniamo al sodo, quindi. Di cosa parleremo in questo webinar? Come vedete, ho intitolato il webinar sulle tracce della Dea, che è il titolo che avevo scelto anche per il mio percorso dedicato proprio a questa tematica, di cui insomma abbiamo fatto varie edizioni a partire dal 2017, penso l'ultimo forse nel 2019, ma spero che riusciremo a rifarlo in futuro. E mi piace questo titolo, quindi ho voluto darlo anche al seminario, perché effettivamente quello della dea è un argomento abbastanza sfuggente. Si cerca di definire in tanti modi e vedremo anche come, ma è sempre un po' complicato, diciamo, mettere dei confini precisi, così come in verità un po' per tutti i fenomeni che riguardano un passato remoto e soprattutto per quei fenomeni che non riguardano soltanto qualcosa di tangibile e di materiale, ma qualcosa di più sottile, di spirituale. Per cui ora vedremo anche come ci proporremo di utilizzare un metodo di indagine squisitamente materiale, come può essere l'archeologia, anche per cercare di ricostruire qualcosa che invece di materiale non è, però che ha lasciato alcune almeno tracce materiali che sono giunte fino a noi. Quindi questo in parte è quello che faremo. Per chi non mi conosce, io sono un'archeologa, per cui in questo corso utilizzeremo principalmente i metodi dell'archeologia, ma non solo. Eh, per chi mi conosce sa che amo molto l'interdisciplinarietà, quindi sono assolutamente convinta che per indagare proprio dei fenomeni che riguardano anche la psiche umana, non soltanto il lato materiale, serve assolutamente integrare l'archeologia con altri tipi di approcci, quindi un approccio più antropologico, filosofico, psicologico, quindi cercheremo di fare un discorso un pochino più a 360 gradi. Ho scelto di iniziare questi webinar con la DEA, perché effettivamente è un argomento che interessa tante persone
e tante persone comunque me l'avevano chiesto esplicitamente e poi perché non ho mai fatto un corso dedicato soltanto a questa tematica. Effettivamente gli anni scorsi facevo dei corsi più generali sulla spiritualità dalla preistoria all'età antica, quindi andando a vedere varie tematiche e quindi c'era una lezione dedicata alla dea, ma alla fine una lezione era troppo poco. Per cui ecco che nasce questo corso con l'obiettivo di esaminare questo fenomeno, come lo vogliamo chiamare, da vari aspetti. Ma perché questo tema oggi, diciamo, riscuote così tanto interesse secondo voi? Rispondetemi nei commenti. E poi dopo vi dico, secondo me, perché c'è questo richiamo. Anzi, ve lo dico adesso, scusate, come sapete vado sempre a ruota libera. Ehm, allora, tutto il mio lavoro con Serenità Sacra si basa sul fatto che da quello che gli antichi ci hanno lasciato come eredità, nel senso di un'eredità che noi oggi possiamo vedere e toccare, da quello che è rimasto fisicamente ancora oggi visibile, ma poi è un'eredità che in realtà ci portiamo dentro. Quindi partendo da questo e partendo dal fatto che c'è diciamo una forma di saggezza universale nelle civiltà antiche, sono fermamente convinta che andando a indagarle in modo più approfondito, cercando di comprenderne i principi ispiratori, cercando di comprenderne la saggezza, oggi può farci solo bene, nel senso che è una grande fonte di ispirazione per ritrovare quelli che sono i pilastri, le fondamenta dell'esistenza umana e anche dell'essere umani. Ok? Quindi partiamo da questo presupposto. La dea o dea madre o culto della dea madre o come vogliamo definire questo fenomeno, da questo punto di vista ci dà tante possibilità di esplorare non solo il passato ma anche il presente alla luce del passato e anche il presente alla luce del futuro, potremmo dire. Mi spiego meglio. Diciamo che immaginare un mondo con dei principi fondanti diversi dai nostri ci permette prima di tutto di relativizzare il nostro punto di vista, ok? Quindi di in qualche modo comprendere che non tutto deve essere o dovrà essere in futuro per forza come adesso, cioè la civiltà umana si è evoluta attraverso processi complessi che ci hanno portato attraverso un percorso tortuoso durante il quale abbiamo acquisito delle conoscenze, delle capacità, perdendone però altrettante. Ecco, quindi è un po' come se oggi dovessimo un po' ritrovare i pezzi perduti per strada per ricomporre questo cerchio. Quindi immaginare una società che pone il principio femminile, che poi viene incarnato dalla donna dal punto di vista umano eh, come elemento creatore, come elemento fondante, come elemento che copre gli aspetti più importanti dell'esistenza, questo lo indagheremo durante il corso, ci permette un po' di rovesciare il nostro punto di vista rispetto alla civiltà che si è evoluta negli ultimi millenni e di cui siamo figli, insomma. E quindi questo lo trovo molto importante anche per superare certe criticità proprio della nostra società e civiltà attuale. Ecco. Allora, vedo che ci sono diversi commenti, li leggo, li leggo
velocemente, poi magari vi rispondo. Ecco, non rispondo a provocazioni, quindi alcuni se li ignoro per questo motivo, ma rispondo invece volentieri alle vostre domande. Ecco, niente, a chi quindi non voglio entrare adesso in polemica, per cui evito di rispondere, magari dopo metto una risposta scritta. Allora, andiamo avanti. Quindi diciamo questo sono un po' i principi ispiratori del corso, ma poi andremo a parlare di archeologia, come vi ho detto. Quindi andremo a utilizzare i metodi dell'archeologia per indagare questo fenomeno fin dalla più remota preistoria. Infatti, anche se, non so, spesso avrete sentito dire, per esempio, che il Neolitico è la civiltà della Dea, per esempio, comunque che nel Neolitico c'era questa forma di spiritualità, religione, come la vogliamo definire, tuttavia le prime raffigurazioni che possiamo considerare nella sfera del sacro e che raffigurano delle figure femminili, ma che appunto ci sono pochi dubbi sul fatto che abbiano un'associazione con quello che possiamo definire sacro, queste figure, quindi non sono semplici figure di donne, questo ovviamente poi lo approfondiremo anche nel corso delle lezioni. Ecco, queste figure, queste raffigurazioni sotto forma di statuette iniziano già nel Paleolitico, quindi decine di migliaia di anni fa. Ok, quindi in un'epoca molto antica. Per cui quello che faremo in questo corso è, prima di tutto, nella lezione di giovedì prossimo, che vi ricordo è una lezione gratuita, quindi aperta a tutti coloro che si registreranno. Dopo vi farò anche vedere come fare. Altrimenti se volete esplorare potete seguire il link che trovate nella descrizione del video su Facebook. Comunque vi dicevo, nella prima lezione parleremo quindi del metodo, quindi come è possibile indagare questo fenomeno attraverso l'archeologia, ok? Attraverso l'archeologia unita anche ad altri approcci che vi ho citato prima. Quindi la prima lezione dedicata al metodo, ma nel contesto specifico della tematica che andremo a analizzare. Poi, per avere, diciamo, un approccio più lineare, anche più semplice da seguire, seguiremo in parte un senso cronologico, quindi con la prima lezione dedicata al Paleolitico e alle primissime rappresentazioni della dea e i primissimi luoghi che possono essere definiti anche in periodi così antichi dei veri e propri santuari. Poi parleremo del Neolitico, successivo nella seconda lezione, anzi, nella seconda lezione, e quindi vedremo come tutto ciò che è cambiato nella società umana, nel rapporto degli esseri umani, delle comunità umane con la natura, si rifletta anche nelle credenze religiose e quindi anche nelle ritualità legate alla dea, nel nostro caso. Quindi Neolitico, poi parleremo della Sardegna, quindi vedremo quali sono le testimonianze in Sardegna, sia come rappresentazioni che come luoghi. Chiaramente andando ad analizzare dal punto di vista archeologico i luoghi, quindi quelli che potremmo definire santuari, andiamo anche a ipotizzare quali fossero le pratiche rituali, cerimoniali, almeno per quel poco che poi, come vedrete, è poco, ma è anche tanto rispetto a periodi veramente molto antichi.
e quindi andremo anche a ipotizzare effettivamente cosa si faceva in questi santuari. Chiaramente parleremo della Sardegna, ma non come un mondo isolato, ma contestualizzata in quello che accadeva nello stesso momento nel Mediterraneo e in Europa. Ok? Quindi parleremo di questo. Infine, faremo una lezione sull'eredità della dea, quindi cosa rimane, diciamo, di quegli aspetti più arcaici anche nelle religioni successive, quindi nelle religioni di età classica, per esempio, dell'antichità classica, ma non solo, anche nelle epoche successive, quindi anche nel Medioevo, per quanto ci possa essere qualcuno che magari non lo accetta, tuttavia sappiamo benissimo che anche nella cristianità, quindi anche nel mondo cristiano, in particolare in certe pratiche e rituali, comunque sono rimasti dei frammenti di una religiosità molto molto più antica. Quindi andremo a vedere qual è l'eredità della dea poi nei periodi successivi. Ecco, diciamo queste a grandi linee sono le tematiche principali. Poi se vi registrate per accedere al corso, alla prima lezione gratuita, poi vedrete, scusate, sto guardando sempre il telefono, invece non sto guardando più chi mi sta seguendo su Facebook, e dicevo, se vi registrate potrete leggere comunque tutti i titoli delle lezioni e anche le date. Una cosa importante è anche che chi un giorno o anche due o anche per tutto il corso è impossibilitato a seguire in diretta su Zoom, può comunque guardare tutta la lezione registrata sulla piattaforma, perché poi io il giorno dopo caricherò i video e tutti i materiali sulla piattaforma, per cui l'unica cosa è che siccome lo faccio manualmente vi chiedo di avere pazienza perché chiaramente il video magari taglio alcune cose, per esempio l'inizio, eccetera, quindi ci impiego un po' e anche un po' per caricarlo, però diciamo che il giorno dopo lo metto online. Bene, adesso vediamo eh, se, se ci sono, eccoci, se ci sono altri, ma no, vabbè, abbiamo come dire, qualche disturbatore. Grazie insomma a chi mi augura buon lavoro, eccetera. Mi raccomando, se avete domande poi vi rispondo. Ecco, quante classi saranno? Allora, diciamo che per il momento facciamo questa prima edizione che inizia il 18 novembre e finisce i primi di dicembre. Quindi sì, a metà dicembre. Ora, scusate, non ho il calendario davanti. E quindi faremo una classe. Poi, se il corso è piaciuto, potrei riproporlo anche nei prossimi mesi, quindi non c'è, diciamo, un limite. Bevo un attimo un po' d'acqua. Eccoci. Allora, ragazzi, se siete pronti, vi faccio vedere, almeno per chi è su Facebook, vi faccio vedere la piattaforma. Per chi è su Instagram, ve la commento soltanto a voce, ma dopo, quando finisce il video, pubblico nella storia il link, quindi ci potete andare. Ne approfitto per dirvi, non so se vi siete accorti che nelle storie di Instagram adesso si possono mettere i link, per cui lo metterò nella storia, lo potete cliccare. Quindi abbiate un attimo di pazienza. Allora, ragazzi, vediamo se riesco a fare questa cosa. Quindi vi faccio vedere la piattaforma. Ta-tan! Eccoci qua. Allora, se andate al link che ho messo nella descrizione del video, entrate sulla piattaforma dei webinar, che è questa qua, e alla pagina del corso. Quindi qua vedrete due opzioni: iscriversi subito
Oppure, vabbè, qua c'è scritto riprendi il corso, scusate perché mi ero già registrata, ovviamente per fare delle prove che sia tutto a posto. Altrimenti, scusatemi per questa defiance, però ci dovrebbe essere scritto anteprima gratuita. Anzi, adesso ve lo faccio, esco un attimo così ve lo faccio vedere. Allora, andate qui, vedete, c'è scritto anteprima gratuita. Allora, vi registrate, quindi se cliccate su anteprima gratuita vi si apre questa pagina di registrazione, vi registrate e vi arriverà una mail che vi siete registrati e tutto a posto. Una volta che vi siete registrati, potete entrare all'interno e vedere semplicemente in questo caso potete vedere l'anteprima. Ecco, praticamente vi apparirà questa panoramica, entrate dentro, vabbè, scusatemi, vediamo se mi fa accedere, se no siamo fregati. Ecco, perfetto, va bene, non fa niente. Vi dicevo, comunque entrate nella dashboard e per il momento ci sono solo i titoli delle lezioni, perché ovviamente, come vi ho spiegato, i video li metterò man mano che li facciamo. Però questa registrazione serve a me poi per mandarvi il link su Zoom, quindi non vi preoccupate se dopo che vi registrate non vi arriva subito il link, perché siccome ve lo mando manualmente, aspetto a lunedì e lo mando a tutti quelli che si sono iscritti entro lunedì e poi per chi si iscrive dopo lunedì e fino a giovedì, giovedì lo rimanderò altre 2 volte, una volta di mattina e una volta qualche ora prima della lezione. Quindi voi intanto registratevi, potete vedere tutti i titoli e le date delle prossime lezioni e io posso mandarvi il link su Zoom, ok? Poi qua, vabbè, trovate comunque una descrizione del corso, e soprattutto ho pensato di dare un piccolo incentivo a coloro che sono più convinti di iscriversi subito o che si iscrivono immediatamente dopo la prima lezione gratuita. Quindi se vi iscrivete subito, riceverete un voucher del valore di 50 euro per partecipare a un'esperienza con Serenia Sacra, quindi che può essere da un'escursione a un viaggio, riceverete comunque uno sconto di 50 euro su qualsiasi cosa a vostra scelta, compresi futuri corsi online. Ok? Quest'anno ho deciso di mettere anche i corsi online perché come possibilità per utilizzare i voucher perché effettivamente poi non tutti magari riescono a venire in Sardegna e quindi a utilizzarli, però con questo voi, diciamo, nell'intero corso del 2022 avete un voucher di 50 euro. Questo per chi si iscrive entro il 19, quindi comunque per chi non è ancora convinto, magari per chi non mi conosce, può seguire la prima lezione gratuita e poi se è convinto, se si iscrive subito, riceverà questo voucher in regalo. Ora, scusate, ma soprattutto per chi mi sta seguendo su Facebook, se non ho rifatto... Ah sì, forse qua posso... Vediamo se riesco, perché ho fatto un po'... Vediamo se qua mi fa vedere, perché ero uscita, quindi non me lo faceva vedere. Vabbè, scusatemi, ho fatto un po' di confusione con gli account, quindi adesso non so se mi ricordo la password per entrare, per cui non voglio perdere tempo con questa cosa, tanto è abbastanza semplice,
mi interessava più che altro farvi vedere un po' dove dovete andare e come registrarvi per la lezione gratuita. Quindi mi raccomando, non vi preoccupate, se una volta registrati vi arriva solo la mail della registrazione e poi chiaramente nella piattaforma ancora non ci sono né gli articoli né nulla perché non abbiamo ancora iniziato. Ok, spero che da questo punto di vista sia tutto chiaro, ragazzi. Allora, adesso aspettate che ritorno con la mia faccia, così aspettate un secondo. Eccomi qua. Eccomi. Allora, non so se vi è tutto chiaro, altrimenti fatemi pure delle domande. Che ore sono? Le 9:30. Sì, non vorrei andare troppo avanti con questa diretta, per cui io mi auguro che siate in tanti giovedì prossimo. Ho scelto le 21 come orario perché anche se non esiste un orario che va bene a tutti, però diciamo che alle 21 c'è più possibilità che più persone siano a casa e magari hanno anche già mangiato, sono tranquille, si possono rilassare e godere il webinar. Quindi ho scelto questo orario apposta perché penso che sia quello che va meglio a un maggior numero di persone e poi, come vi dicevo, se qualche volta non potete partecipare in diretta, in ogni caso potete vedere i video registrati. Bene, ragazzi, io mi sa che più o meno vi ho detto quasi tutto. Quindi mi auguro di vedervi giovedì prossimo alle 21. Approfitto anche di questa diretta per dirvi alcune altre cose che ci tenevo a dirvi anche per i prossimi appuntamenti dal vivo. Per questa domenica siamo quasi al completo per il trekking a Urzulei, quindi se qualche ritardatario volesse aggiungersi, si può ancora iscrivere, ma abbiamo veramente gli ultimi posti. La stessa cosa anche per quanto riguarda il trekking a Orgosolo, abbiamo gli ultimi 3 posti, quindi anche se mancano più giorni perché sarà il 21, per cui se volete partecipare fate subito la prenotazione, scrivetemi un messaggio, vi mando il link, eccetera. Poi vi volevo dire che per queste settimane ho messo anche delle escursioni di sabato. Quindi questo sabato facciamo un'escursione archeologica a Villa Puzzu e Tertenia, quindi andremo a visitare il Pozzo Sacro Ispirois e il nuraghe Nastasi, che sono dei siti un po' meno conosciuti, diciamo, abbastanza conosciuto soprattutto il Pozzo Sacro, però forse sconosciuti ai più, ma entrambi molto molto belli. Quindi, insomma, se non li avete visitati, avete voglia di passare una giornata archeologica, vi aspetto anche sabato e così anche sabato della prossima settimana faremo un'altra escursione archeologica, quindi andremo al nuraghe Aedos di Orotelli e l'Edomus de Janas Sasconkas. Stesso discorso per il nuraghe Aedos, che è un nuraghe molto bello ma poco conosciuto. Ne sto approfittando in questo periodo autunno-inverno anche per fare itinerari meno noti e meno battuti. Come sapete, poi potete vedere gli eventi nel sito sareniasacra.it, andate su eventi e lì vedete tutto l'elenco. Poi, ultimissima cosa che vi volevo dire, avevo una mezza idea quest'anno di organizzare anche un capodanno, però non sono ancora tanto convinta di tentarmela, viste le esperienze, insomma, dell'anno scorso, per cui sono ancora un po' indecisa, però come ho scritto già nelle mail, se vi piace questa idea e potreste essere interessati anche soltanto che la cosa vi ispira, ma ovviamente ancora non sapete nulla, fatemelo sapere, perché l'idea era di fare un piccolo gruppo, una decina di persone, però
Ecco, se vedo che comunque c'è l'interesse, magari posso anche io rischiare a fare tutto il lavoro organizzativo, insomma, siamo sempre un po', navighiamo sempre un po' a vista in questo periodo, come sapete, tra restrizioni e regole che cambiano in continuazione, per cui è sempre un rischio, mettetevi un po' nei nostri panni, è sempre un rischio organizzare, ma lo faccio anche volentieri pur rischiando poi di non poterlo fare se so che ci sono delle persone che apprezzerebbero, insomma, l'iniziativa. Bene, ragazzi, mi sembra che vi ho detto tutto. Non mi pare di vedere proprio domande. Non mi pare di vedere domande proprio sul... Ecco, Michela, allora, per capire meglio se potrò iniziare, perché quindi ci sarà una alla settimana per 3 settimane. Ciao Michela, allora le settimane sono 5. Non so perché su Facebook si è bloccato il video. Comunque, ecco, ora ha ripreso. Le settimane sono 5, Michela, quindi 5 a partire dal 18, ok? Oggi non conta. Sono 5 lezioni. Chiaramente, come ti ho detto, le puoi guardare anche in differita se hai qualche problema a seguirle tutte. Ok, vediamo se c'è qualcun altro. Ok, scusatemi, su Instagram mi viene un po' difficile leggere i commenti perché questi passano. Ah, c'è anche ciao Giampiero. Mi fa piacere, insomma, vedervi anche solo virtualmente. Vediamo se ci sono altre domande. Sperando che non cada tutto. Scusate, avete un po' di pazienza perché devo scorrere tutto lo schermo. Non vedo altre domande, ragazzi, quindi mi sa che ci siamo e niente. Se vi viene in mente qualcosa dopo, volete scrivermi in privato, sono a vostra disposizione per darvi tutti i chiarimenti. Ok, quindi grazie di aver seguito, buona serata e a presto. Ciao.